E chiude il triangolo con Borsci, ancora Fagioli, ingresso in area di rigore, sinistro potentissimo e 2-0 COD 272, 23esimo gol del miglior marcatore degli ospiti. Prova la percussione, poi scarica per Mannozzi che tiene vivo il pallone, dentro per Fagioli che arriva puntuale come un orologio svizzero e sigla il gol del 4-1, doppietta personale del miglior marcatore del COD 272 che sigla in questo momento la 24esima rete stagionale personale. COD scucchiaia in mezzo, ancora Fagioli in area di rigore, Fagioli con il destro, tripletta personale del numero 8 in apertura di secondo tempo, cambia il risultato ancora al circolo Garbaglia, COD 5, Zio Mauro Maccarese 1. Tanto in mezzo, poi Fagioli con un gran numero, se ne va sull'out di destra, toccato, prosegue l'azione, mette il pallone al centro per Borsci che è da solo, tapin vincente 7-1, grandissima percussione sulla corsia sinistra del migliore in campo, pallone al centro e Borsci sigla la sua doppietta personale.